Le Laonedas rincorrono questo riconoscimento come bene immateriale dell'umanità. Le Laonedas lo hanno ottenuto in anni recenti e giustamente, perché è una tutela che gli è dovuta, e ci sono tante formazioni in Sardegna che davvero hanno lavorato nella maniera più naturale possibile, proprio affidandosi alla passione per arrivare a questo risultato. Ma il comune di Sassari, che organizza la cavalcata sarda da diverso tempo, vuole soprattutto guardare con un occhio d'attenzione ai giovani che per qualità e talento ed entusiasmo davvero ci garantiscono un futuro del nostro passato. Io sono molto contento stasera di avere tra i vari componenti, tra le varie espressioni, una delle più belle e qualificate. Quindi un applauso per Bitti, il tenore Monte Bannittu. Bentrovati davvero. Bitti non ha bisogno di presentazioni, è un accostamento quasi naturale, il canto a tenore, il ballo, la tradizione, la lingua, la forza della Sardegna a una comunità che ha saputo difendere e valorizzare quello che abbiamo di più caro e di più bello, anche avuto in eredità, ma che loro vivono davvero con la disinvoltura proprio di qualcosa che ti appartiene sempre. Guardate con le loro voci che cosa diventa questa esperienza trasferita. Io intanto vi lascio cantare, credo che nell'associazione ci sia Boccenotte, Balluseriu e Ballulestru. Tenore Monte Bannittu di Bitti. Marietta lucente che isoro chi m'ha sposto giamente in allegria. Ginara schida oies esa mia io so pronto a tirare su coro una ghirlanda chi in fossa dall'oro protene preparare che relia io taio e tapo simpatia capare chi tra noi il va destino Io stu rosa delicado, su coro mal furado da su coro Marietta lucente che isoro chi mi ha sposto giamente in allegria chi mi ha sposto giamente in allegria chi m'ha già posto giamente una te ne prepara
Yo estuvo rosa delicado, es su coro mal furado, amén, Perdida de encantos auroran, perdida de encantos auroran, sos astros de su que luz sol y luna, sos astros de su que Kazenas mira tu embelabroran, Kazenas mira tu embelabroran, de los asachecados de luna, de los asachecados de luna, su casa en lugar es luna, tada d'interra sardas a timoran, tada d'interra sardas a timoran, soy yo dormir la navatonyoran, que faru domino un sardunidun, que faru domino un sardunidun, madro vino, aurora, perdida de los auroran, sos astros de su piel, sos astros de su piel, Kazenas mira tu embelabroran, Kazenas mira tu embelabroran, en los asachecados no timbruran, en los asachecados no timbruran, en su casa Tada d'interra sardas a timoran, soy yo Ballennis annunziata, su coro al furada mia, e ballennis, poi ballennis annunziata, su coro al furada mia, e neghirò che peso ne girata, e neghirò dai, che peso ne girata, ballennis annunziata, su coro al furada mia, e neghirò dai, che peso ne girata, in questi mi sedo, bella visitare, carne schila, zappacare, Giuseppe, in questi strada mi sedo, bella di visitare, bella di visitare, carne schila, zappacare, Giuseppe, carne schila, campane da dringhiola, cannosi dormi campino, sagama di su cassola, cannosi
le canne di cammino, grazie a Kentanno. Monte Bannittu di Bitti, venite avanti un attimo ragazzi, perché così abbiamo modo anche di completare i saluti nei vostri riguardi, e fra un po' vi presenterò uno per uno, anzi mi aiuterai tu Mario. Loro hanno anche prodotto un CD in tempi recenti, molto bello, che attraversa tutti i moduli del canto bittese, con questa attenzione a una Sardegna che canta. E c'è una particolarità che io ho scoperto attraverso di loro, che sono sempre attenti anche a una ricerca. Sono giovanissimi, giovanissimi loro, ma è giovane anche la formazione perché nasce nel 2006. E che cosa hanno fatto? Hanno inciso anche la voce di una donna che canta a tenore. E ovviamente questo in me ha suscitato una grande curiosità, e invece non era un'eccezione, non è stato un caso così, quasi un uscire dalla tradizione. Perché, Mario? Vabbè, allora diciamo che questo aspetto del canto a tenore è un aspetto nuovo innanzitutto, però in qualche modo può anche essere considerata una rarità, perché sappiamo che il canto a tenore è tipicamente maschile, però esistevano anche delle donne con dei caratteri forti, un po' maschili, ecco, gli stessi caratteri, che portavano queste a, non so, a provare a cantare a tenore. Qualcuno riusciva, sono poche le donne che nella storia che noi conosciamo sono riuscite a cantare a tenore. Una di queste è la sorella di mia nonna, che si chiama zia Ioanna, e appunto abbiamo voluto incidere per far conoscere alle persone, agli appassionati, questa particolarità nostra, ecco. Questa particolarità di Bitti. Io adesso vorrei, intanto la voce che ha anche parlato e non solo cantato è quella di Mario Sanna. Mario, a te il piacere di presentare i tuoi compagni. Abbiamo su basso Giuseppe Pinna, già contra Mauro Ena e già Mesuocche Andrea Ena. Complimenti davvero per tutto e soprattutto per la serietà, per l'attenzione e per l'amore che ci mettete nelle cose che fate. Complimenti a Bitti, Monte Bannittu. E adesso invece allarghiamo il gruppo, la compagnia.